comincio con una domanda a voi. Avete visto il film Shakespeare in Love? Sì. Ecco, no, ve lo consiglio, è molto bello, molto ben fatto, ha vinto 7 Oscar anche, ed è così ben fatto, l'ho visto così tanta gente che gli storici di Shakespeare sono disperati. Perché nessuno va per... No, perché storicamente è falsissimo. Ah, questo è interessante. E contribuisce a diffondere un'idea sbagliata su Shakespeare. Perché chi l'ha visto, non so se lo ricorda, c'è il giovane Shakespeare che deve scrivere un copione nuovo, e vuole scrivere una storia avventurosa, però è innamorato. E allora gli capitano pezzi della sua storia d'amore, finiscono dentro il copione e finisce che scrive Giulietta e Romeo. E dice proprio a un suo amico, non so ancora come finirà, non so ancora come farlo finire. Ecco. E gli studiosi dicono, ecco, adesso in tutto il mondo si fisserà l'idea che Shakespeare inventava le sue storie dal nulla, che non è vero per niente. Cioè, pensate, in Inghilterra hanno legioni di studiosi su Shakespeare, che da secoli studiano Shakespeare, e ci sono ancora cose misteriose, tipo dove è stato per 7 anni, cosa ha fatto, non si sa. Però una cosa è sicura, che Shakespeare non inventava le sue storie. Come lo sappiamo, facile, Macbeth, Amleto, lui prendeva da storie già stampate, racconti, altri testi teatrali, libri di storia, no? Giulio Cesare l'ha preso dai libri di storia, e quindi avendo trovato per ogni suo testo il libro da cui l'ha preso, Romeo e Giulietta, da dove l'ha preso? Anzi, Romeo e Giulietta, lui l'ha preso da Romeus and Juliet, c'è una S in più, di Arthur Brooke. Romeus and Juliet di Arthur Brooke, che è stato stampato anni prima, cioè non era ancora nato Shakespeare, che già a Londra conoscevano Romeo e Giulietta. Shakespeare in Love è come se avessero fatto un film su Walt Disney, in cui Walt Disney, non mi invento, ha un figlio in carrozzella che vuole tornare a camminare, e allora Walt Disney, ispirato da questo, gli si inventa da zero Pinocchio. Se lo facessero in Italia ci sarebbe la rivoluzione. E invece per Pinocchio anche Romeo e Giulietta viene da un autore italiano. No? Basta seguire le date delle edizioni. Romeo e Juliet l'ha preso da Romeo e Juliette di Pierre Boisteau, che l'ha preso da Romeo e Giulietta di Matteo Bandello, che l'ha preso da Romeo e Giulietta di Luigi da Porto, che è stato il primo. Purtroppo non si intitolava Romeo e Giulietta, ma storia novellamente ritrovata di due nobili amanti con la loro pietosa morte avvenuta già a Verona nel tempo del signor Bartolomeo della Scala. Però prima di Luigi da Porto non c'era nessun altro. Lui ha inventato Romeo e Giulietta. E non è che ha scritto qualcosa di simile, vagamente simile. Dice già, vi ricordate la storia di Romeo e Giulietta, no? Ecco, dice già il 90% di quello che vi ricordate. Cioè, Verona, vai, tutti, Montecchi, Capuletti, Romeo, Giulietta, Tebaldo, Fra Lorenzo, il matrimonio, la rissa, la finta morte, l'esilio, il doppio suicidio nella tomba, il veleno, e poi la pace finale. Stop. Ecco. È basato su un fatto vero. Ci arriviamo. Intanto lui ha già scritto quello, il 90% da nutrice non c'è, per dire. Ecco. E la novella scritta da Porto, eccola qua. Questa è una stampa, lì ce ne sono altre. Non è una scoperta, è neanche questo. Si sa da sempre. Ci sono edizioni, sono state stampate nel Novecento, nell'Ottocento, nel Settecento, si è sempre stampata questa novella. E nell'enciclopedia, aprite una vecchia enciclopedia, c'è già scritto che Luigi da Porto ha scritto Giulietta e Romeo. Però a scuola non si accenna neanche un po'. E poi un'altra cosa che si sa da sempre è che l'ha dedicata, lui era vicentino, l'ha dedicata a una ragazza friulana. Proprio prima pagina, anzi prima riga, alla bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savognani. Ecco. Nessuno si è mai chiesto perché l'avesse dedicato proprio a lei. Si diceva, era sua lontana cugina, quindi basta. Finché 40 anni fa, nell'85, un professore inglese, Cecil Clough, specialista di Da Porto, l'ha studiato tutta la vita, ha detto, io considerati gli indizi, e poi vi parlo degli indizi, concludo che Luigi da Porto e Lucina Savognani sono stati innamorati. È finita male e lui ha messo pezzi della loro storia d'amore dentro Giulietta e Romeo. Cioè, capite? È la storia di Shakespeare in Love.
Solo che Shakespeare in Love è arrivato 13 anni dopo che il professore ha detto questa cosa. E poi il professore si è basato su documenti storici, non è che ha stravolto la realtà. Questa sera cercherò di raccontarvi come si è passati dalla vita reale a questa novella. E ne viene fuori più o meno un film diviso in due parti. La seconda parte, più breve, di solito la riassumo molto, ma siccome coinvolge brevemente anche Bruxelles, allora voi la racconterò un po' più nel dettaglio. I personaggi di questa storia sono molti, ma sono per lo più comparse. Abbiamo 5 personaggi principali, 5 protagonisti. Di questi 5 vorrei mostrarvi dei volti per aiutarvi a seguirmi. Purtroppo fonti iconografiche pochissime ne abbiamo, e quindi vi mostrerò delle ricostruzioni fatte in base a quello che sappiamo di loro. Comunque, se non avessi proprio un proiettore, vi chiederei, mi servirebbe una sola immagine che vi chiederei di immaginare: lo stemma dell'Udinese. Noi siamo venuti qua prima per lanciare l'Udinese Club di Bruxelles. Vi chiederei questo perché dovreste immaginarlo, dovrebbe essere una cosa che conoscono tutti, questo lo conoscete. E lo stemma dell'Udinese è così perché deriva dallo stemma di Udine. Oggi parliamo molto di cosa deriva da cosa. E lo stemma di Udine deriva dallo stemma dei Savognani, perché i Savognani erano la famiglia più potente di Udine. Questa forma qua, in araldica, si chiama scaglione. Scaglione è abbastanza comune, si trova in varie salse, in tanti stemmi, in tutte le forme, anche nel logo della Citroën oggi lo scaglione, anche nella Chevron, la testa in giù, anche i gradi militari, no? Usano lo scaglione. Però per i Savognani, nel momento in cui interessano a noi, inizio 500, quella forma è quello che vi chiederei di immaginare, perché rappresenta proprio la situazione dei Savognani in quel momento lì, casualmente. Sembra un albero genealogico che prende due strade diverse. In alto, non proprio il capostipite, il Savognan più importante, Tristano Savognan, detto il Grande, che come tutti i grandi era anche un po' farabutto. Sì, tipo che a 17 anni ha ammazzato un patriarca di Aquileia, per motivi politici. Poi però Savognan erano importanti e lui l'ha fatta franca. Perché capite, è importante. Queste famiglie potenti del Medioevo e Rinascimento si comportano, agli occhi di oggi, si comportano un po' come delle famiglie mafiose. Assolutamente, cioè, forte senso dell'onore. Uomini armati al proprio servizio, intimidazioni, clientelismi. L'unica differenza è che non agiscono nell'ombra, ma sono riconosciute dallo Stato. Perché c'è clientelismo anche per lo Stato. Loro combattono per lo Stato e lo Stato gli dà dei feudi. Clientelismo di Stato. Poi i mafiosi, voi mi direte, ma mica facevano gli attentati bomba. I Savognan a metà del 500 hanno ricevuto un pacco bomba. E poi i comuni italiani, sapete, avevano una gestione, se non proprio democratica, parlamentare, c'erano i consigli cittadini. Ecco, queste famiglie potenti interferivano con i consigli cittadini, senza farne parte. E quindi vi stavano simpatici o no? No. E neanche gli udinesi stavano simpatici. Infatti Tristano alla prima occasione hanno cercato gli udinesi di mandarlo via. L'occasione era l'imperatore che è sceso in Friuli per difendere il patriarcato di Aquileia da Venezia, e gli udinesi con l'imperatore lì hanno dichiarato Tristano fuori legge. E Tristano allora ha giurato fedeltà a Venezia per prendere le armi a nome di Venezia. Ed è stato tanto più, non forte, più determinato dell'imperatore, che alla fine ha conquistato il Friuli per conto di Venezia e ha battuto lo Stato friulano. Proprio oggi è il 3 aprile, la nascita del patriarcato di Aquileia, lui gli ha dato il calcio finale. Che anno, scusa? Che anno? Lui è nel 1420. No, il 3 aprile? Tra il 1077. Quindi, complimenti a Tristano. E poi nella sua vita familiare, lui 20 anni dopo è morto e ha scritto nel testamento: la mia eredità deve rimanere indivisa. I miei figli la devono gestire tutti insieme, non deve essere divisa.
I suoi figli hanno litigato e se la sono divisa. E lì è cominciato il crack della famiglia, proprio i due rami hanno preso due nomi diversi. E poi da questo lato qua, salto subito un paio di generazioni, una Savorgnan sposa un vicentino, un nobile vicentino, e nasce Luigi da Porto, il creatore di Tiretta Romero, che quindi è vicentino ma è Savorgnan da parte di madre. E la sua faccia, allora, di Luigi abbiamo dei ritratti, ma sono stati fatti nell'800, questo è del 500, non si sa in base a cosa, anche brutti, vabbè. Quella statua lì di gesso forse si dice che è stata presa da un ritratto perduto. Comunque, vabbè, di Luigi si diceva che era bellissimo e quindi ricostruendolo possiamo visualizzarlo così. Perché in armatura? Perché nel Rinascimento i nobili erano la spina dorsale degli eserciti. Però Luigi è anche un romantico. A lui non gliene frega niente dei sotterfugi machiavellici che vanno tanto di moda adesso. Lui è tutto per l'onore, la gloria, ha questi ideali altissimi. E infatti quando tutto finirà male dirà: ma questa guerra era così bella, una guerra bella. Quale guerra? Allora, è una guerra che dura 8 anni e che infiamma tutto il nord Italia e scoppia per colpa di Gorizia. Perché il conte di Gorizia muore senza eredi. Allora l'imperatore reclama la contea di Gorizia, ma anche Venezia reclama la contea di Gorizia. C'è una successione non chiara e c'è uno stallo. Allora l'imperatore dice a Venezia: sentite, devo andare a Roma a farmi coronare dal Papa, è una cosa che ancora mi manca. Posso passare per il vostro territorio? Ma sì, certo. Posso passare con l'esercito? Ma no, assolutamente no. Ah no, beh, allora vi faccio guerra. Lesa maestà. Così l'imperatore ha la scusa per attaccare e prendere Gorizia. E quindi manda il suo esercito giù per la valle del Cadore e qui incontriamo il secondo dei nostri protagonisti. Girolamo Savorgnan, un genio militare, però fa parte del ramo cadetto e nessuno se lo fila. Sta là. Praticamente l'esercito imperiale viene giù per il Cadore, si trova di fronte l'esercito veneziano che lo blocca e Girolamo fa una manovra impossibile sopra le montagne e arriva alle spalle dell'esercito imperiale che viene annientato completamente. Cioè i nobili, almeno i nobili, l'usanza è catturarli e chiedere il riscatto. No, chi se ne frega, li ammazziamo tutti, hanno ammazzato tutti i nobili tedeschi. Ecco, Girolamo. E di Girolamo abbiamo dei ritratti contemporanei, di lui sì, che però non sono coerenti tra loro. Qui è giovane, è più vecchio, cioè non c'entra niente uno con l'altro. Quindi prendiamo quello più truce e lo visualizziamo così. Grazie a Girolamo l'imperatore è rimasto talmente in braghe di tela che l'esercito veneziano come niente è libero, va per il Friuli, conquista le città che l'imperatore aveva ancora in Friuli, occupa Gorizia, va a Trieste, prende Trieste in Venezia, va a Postumia, prende Postumia, è l'estensione più ampia del territorio veneziano di tutti i tempi e a quel punto l'Europa dice basta. Come l'Europa? Tutti gli altri si alleano contro Venezia, la Francia, la Spagna, il Papa, l'imperatore, tutti contro Venezia. Venezia viene sbaragliata, battaglia di Agnadello 1509, disfatta totale. Guarda caso Girolamo in quella battaglia non c'è, era in missione diplomatica in Svizzera. I nemici, i tedeschi, i francesi, occupano tutte le città veneziane di terraferma, Verona, Vicenza, Padova, hanno le forze così sparpagliate sul territorio che non hanno neanche più uomini per prendere Treviso e Friuli, quelli dopo. Caso dopo. E Luigi quindi a Vicenza si trova con la sua città occupata dai tedeschi. E a 24 anni non è ancora militare. Però, mentre la famiglia da Porto dice, beh, a noi stiamo con chi vince, non ci importa chi è. Lui che è un romantico, questi tedeschi rozzi non gli vanno giù. No, tipo che
C'è dice, hanno demolito un bellissimo leone di San Marco scolpito. Cioè, va bene, era un simbolo di Venezia, ma era bellissimo. Fa pugni con 2 soldati tedeschi, con gli occupanti. E di nascosto prende contatti con Venezia e dice a Venezia, oh, in questo momento qua a Vicenza non ci sono tanti soldati tedeschi. Così i veneziani mandano l'esercito, questa volta c'è anche Girolamo, e i tedeschi li vedono e dicono vabbè, ci arrendiamo e lasciano Vicenza. Così Vicenza è di nuovo libera e Luigi si arruola. E Venezia gli dà il comando di 50 balestrieri a cavallo. Cioè, non so se vi immaginate 50 cavalli con i soldati sopra. Luigi si inventa anche degli schioppi a cannamozza, perché così da lontano sembrano delle normali mazze. Però quando arrivano vicino, ah no, sono armi da fuoco, bam 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 bam. Sta diventando un pezzo grosso, deve solo farsi notare in battaglia. Ah, pensate che si siano parlati? I cugini. Erano a Vicenza? No, perché sono di rami opposti. In questo periodo no, Luigi scrive solo a suo zio di questo ramo qua, Antonio, a Udine. Perché si odiano così tanto questi 2 rami? Quello è bello, Montecchi e Capuletti, nessuno mai ci ha detto perché si odiavano da così tanto tempo, ma si può risalire e scoprire come. Allora, intanto immaginerete per soldi. Famiglia, per soldi, no? Perché i cugini di là hanno fatto affari con i soldi dei cugini di qua, li hanno persi tutti, hanno fatto anche debiti, hanno di tutti, e quella è una cosa. Poi Girolamo una volta ha conquistato un feudo per conto di Venezia, ma Antonio ha fatto girare cattive voci su Girolamo, così Venezia il feudo l'ha dato ad Antonio. E quindi Girolamo da allora non fa che scrivere peste e corna di Antonio, ma proprio scrive a Venezia, non fidatevi di Antonio, non c'è da fidarsi. Però se Girolamo è un genio militare, Antonio è un genio politico. Di lui non abbiamo ritratti, nessuno, ne ha fatti anche lì nell'Ottocento, e quindi ce lo dobbiamo immaginare. Ecco. Uno che sul momento ti ispira fiducia, però poi non sai se sta tramando qualcosa su di te. È frutto dell'immaginazione di chi si Intelligenza artificiale. Lui è machiavellico. Oh, Machiavelli in questi anni qua è adesso che sta scrivendo Il Principe. Bene, allora Luigi con i suoi 50 balestrieri lo mandano con l'esercito veneziano, si va a liberare Verona. Però Antonio scrive a Venezia, mandatevi Luigi in Friuli. E Luigi ci rimane malissimo. Ecco, perché la guerra bella è in Veneto, in Friuli non succede niente. Povero, voleva fare carriera, così Luigi finisce a Cividale. Con i 50 cavalli. Con i 50 cavalli a Cividale e ci sta un anno, però gli piace la Cividale. Dice le rive del Natisone sono di una bellezza eccessiva. Eccessiva, bravo con le parole Luigi. E poi dice le donne di Cividale sono bellissime e piacevoli, però possibilità di fare carriera pochissime. Intanto però comincia a notare le cose che metterà dentro Giulietta e Romeo. Mettiamole in una lista man mano che le troviamo. Intanto, cosa non inventa Luigi di Giulietta e Romeo? Perché bisogna dirlo, in questa epoca ormai ci sono già un sacco di novelle tragiche, di amanti sfortunati, no? Fin da Boccaccio, ancora prima da Ovidio. Ovidio ha tramandato la storia di Piramo e Tisbe, no? Piramo crede che Tisbe sia stata sbranata da un leone e si uccide. Arriva Tisbe, vede che Piramo è morto e si uccide anche lei. Questo è il nucleo proprio che si ripeterà, quello dell'equivoco. Poi c'è un'altra novella di Masuccio Salernitano, 50 anni prima di Rapporto, che è ambientata a Siena. Infatti qualcuno vi dirà, Romeo e Giulietta erano di Siena. Però intanto non si chiamavano Romeo e Giulietta, quelli sono i nomi che ha inventato Luigi. Anzi, poi i nomi di questi due, meno romantici di così non si può.
Quelli di Siena si chiamavano Mariotto e Ganozza. Insomma, Mariotto e Ganozza non ci dicono come si sono innamorati, li vediamo già innamorati che corrompono un frate per farsi sposare di nascosto. Poi Mariotto ammazza un cittadino, o uno qualunque, e viene mandato in esilio, va ad Alessandria d'Egitto, da Siena, ad Alessandria d'Egitto. Ganozza la vorrebbero costringere a sposare un altro e lei allora minaccia il frate che le dà la pozione che la fa sembrare morta. La mettono nella tomba di famiglia e il frate va di notte e la tira fuori dalla tomba. Cioè la tira da fuori dalla tomba, il piano ha funzionato. Però vanno ad Alessandria d'Egitto insieme e intanto Mariotto sta già tornando perché ha sentito che Ganozza è morta, vuole andare ad aprire la tomba, ma anche che lo beccano, lo processano e lo decapitano. Mariotto è morto, torna indietro Ganozza, troppo tardi, e va a chiudersi in un convento dove muore di tristezza, è un finale lento. Però ci sono già gli elementi, no? Elementi in più di Giulietta Romeo, il frate, la pozione per i morti, l'equivoco, e Luigi aggiunge il resto, come si incontrano, come si innamorano, no? Cambia i nomi, grazie a Dio. E la fa finire con Romeo e Giulietta insieme nella tomba. E tutto questo lo prende dal suo soggiorno friulano. Innanzitutto le lotte cittadine. Cioè, perché Mariotto e Ganozza hanno dovuto sposarsi di nascosto? Non potevano sposarsi normalmente? Non è chiaro perché. Invece Luigi a Udine tocca con mano degli impedimenti pazzeschi. Uno, il gelo tra i due rami della famiglia, e due, le lotte cittadine. A Udine ci sono due fazioni, tra cui scoppiano risse di continuo, ma terribili, anche nel Duomo, scoppia una rissa, si schizza tutto di sangue, bisogna riconsacrare il Duomo, non una, più volte. È un odio che risale ancora ai tempi di Tristano. No? C'erano quelli che volevano l'imperatore, quelli che volevano stare con Venezia, e adesso dopo un secolo quelle fazioni hanno anche un nome. Gli strumieri, che sono quelli che vogliono stare con l'impero, strum, un suono tedesco, e gli zamberlani, che sono quelli che vogliono stare con i veneziani. E chi è il capo degli zamberlani? Lui. Antonio, lo zio di Luigi. Beh, ovvio, no? Perché i Savognani scendono da Tristano, che ha regalato il Friuli a Venezia, e il loro potere, tutto il loro potere, dipende dalla loro fedeltà a Venezia. Quindi Luigi, in Friuli, non è proprio neutro, fa parte della famiglia più polarizzata che c'è. Quindi vi rendete conto? Ci sono tre conflitti contemporaneamente: l'impero contro Venezia a livello nazionale, Strumieri contro Zamberlani a livello locale, Giacomo contro Antonio a livello familiare, e in tutti e tre è coinvolto Luigi. E quindi Luigi decide che il papà Giulietta, il capofamiglia dei Capuletti, Giulietta Romeo, si chiamerà come Antonio. E per le famiglie di Giulietta Romeo, che cognome sceglie? Beh, Antonio ha un braccio destro fedelissimo che si chiama Giovanni Monticoli, e la sua famiglia è stata cacciata da Verona 2 secoli prima e si chiamava Montecchi. Ripeto, Antonio ha un braccio destro fedelissimo che si chiama Giovanni Monticoli, e la sua famiglia è stata cacciata da Verona 2 secoli prima e si chiamava Montecchi. I Montecchi abitavano a Udine fin dal 300 e non erano gente qualunque, erano vicari del patriarca, erano nel consiglio di Udine, hanno partecipato alla stesura delle Costituzioni della Patria, una delle prime Costituzioni scritte d'Europa. Gente importante. E Luigi dichiara proprio che ha pensato a loro nella novella. Lo dice Montecchi, ecco. Montecchi, ai quali si stima certo appartengono Messer Nicolò e Messer Giovanni, che dimorano a Udine, ora detti Monticoli di Verona. Quindi attenzione alle bufale, perché vicino a Vicenza c'è Montecchio Maggiore, e qualcuno vi dirà: ah beh,
Da Vicenza, anzi dalla sua villa di campagna, Luigi vedeva i castelli di Montecchio Maggiore che si fronteggiano con i nemici. E da lì è stato ispirato per scrivere Giulietta Romeo e Montecchi l'ha preso da Montecchio Maggiore. E ora questi castelli li chiamiamo Castello di Romeo e Castello di Giulietta. Ecco, se vi dicessero qualcosa del genere, voi magari rispondetegli, beh, veramente Luigi Montecchi li ha conosciuti di persona utile, più di quello. Quindi Montecchi così. E Capuletti? Allora, per Capuletti dobbiamo aprire la Divina Commedia. E vi mostro la Divina Commedia che sarà a quel tempo l'unica a stampa con il commento. L'unico commento disponibile. Questa è una copia che sta nella biblioteca di Udine del 1491 e se apriamo a pagina al canto sesto del Purgatorio vediamo Dante che dice: vieni a vedere Montecchi e Capelletti. Secondo me i Montecchi si vantavano tantissimo di essere nella Divina Commedia. Avranno detto loro a Luigi: guarda qua. I Capelletti, ecco, è il commento. Queste furono due famiglie in Verona. Perfetto, per Luigi va benissimo, due famiglie. Scrivo la novella su questi due, Montecchi e Capelletti, che poi sono diventati in francese Capelet e in inglese Capulet. E noi abbiamo tradotto come Capuletti. Ma forse perché Capelletti faceva venire in mente la pasta in brodo. E famiglia di Verona? Capelletti? Assolutamente no. Quel commento era sbagliato, si sbagliava e Luigi non lo sapeva. Anche noi l'abbiamo scoperto tardi, nel Novecento. I Capelletti non erano di Verona ma di Cremona. E non era neanche una famiglia ma una fazione. Quindi lì Dante sta indicando una fazione di Cremona. E la casa di Giulietta Verona? Beh, aspetta, no, quella l'hanno costruita negli anni 30. Gli inglesi insistevano così tanto per vedere una casa di Giulietta con un balcone su cui si era arrampicato Romeo che gliel'hanno costruita. Ecco. Comunque, Luigi ormai sta a Cividale da un anno. Sta per incontrare Lucina. Di lei abbiamo anche di lei un ritratto in medaglia, come per Girolamo. Purtroppo però questa medaglia è stata trovata per motivi strani in Trentino, nel parco di una villa sottoterra. Non sapremo mai come è arrivata lì. E quindi è completamente ossidata, rovinata e niente, non ha neanche più il mento. Si indovina solo che era tondetta, in linea con i canoni della bellezza di quel tempo. Se fosse stata magra non avrebbero detto che era bellissima, invece Luigi scrive proprio alla bellissima Lucina Savognana. E poi sua madre e sua sorella erano bionde e quindi si può supporre che fosse bionda anche lei. E quindi ce la visualizziamo così. Di lei sappiamo pochissimo. Sappiamo più cose di sua madre e di sua sorella. Sua madre, non so se ho tempo, ma va bene. Sua madre, avete presente che all'estero dicono che l'italiano è una lingua bella? Merito della madre di Lucina. Come mai? Perché a quel tempo c'era la questione della lingua cosiddetta. Cioè ormai scriviamo così tanto in volgare, qual è il volgare migliore per scrivere? C'era chi diceva, il fiorentino moderno, e chi diceva no, la parlata delle corti. E poi c'era chi diceva no, siamo nel Rinascimento, criteri estetici, ci vuole una lingua bella. E qual era la lingua più bella che c'era? Quella di Boccaccio e di Petrarca. L'idea piaceva molto, però non era pratica, perché era una lingua di 2 secoli prima. Uno come faceva se aveva dei dubbi? Doveva andare a leggere tutto Boccaccio per capire come scrivere. E quindi a quel punto è saltato fuori Pietro Bembo, che in 20 anni di lavoro ha tirato giù le regole da Boccaccio e da Petrarca per scrivere come loro e ha fatto una grammatica che cos'è? Un manuale pratico per scrivere, per sapere come scrivere. E questo ha avuto un successo così strepitoso
che Ariosto, per esempio, aveva già finito l'Orlando Furioso, l'ha riscritto seguendo la grammatica di Bembo, e da quella grammatica poi si è sviluppato l'italiano bello che abbiamo oggi. Quindi bravo Bembo, ma l'idea gliel'ha data la mamma di Lucina, perché erano amanti 20 anni prima e lei, innamorati sotto il segno di Petrarca, e lei gli scriveva: ma senti, correggimi le mie lettere ogni tanto che magari faccio qualche errore. E lui rispondeva: no, ma io le tue lettere le bacio, non ci scarabocchio sopra, però comincio a buttarti giù delle regole. E così da questa scintilla è nata la grammatica che ha fatto vincere l'italiano bello. Quindi ditelo ai bambini che la grammatica italiana è nata da una storia d'amore. Quindi scusate la deriva sulla mamma di Lucina, è la sorella che ci interessa di più in realtà, perché erano tutte e tre donne bellissime. E la sorella di Lucina, che aveva circa 6 anni più di lei, si è sposata a 14 anni e quando aveva 15 è andata col marito a Padova e tutti gli studenti di Padova, dell'università, si sono innamorati di lei. E poi in seguito le hanno scritto poemi epici, poesie struggenti, con lei che era già sposata, era famosa. E si chiamava, come si chiamava la sorella? Giulia. E quindi quando Lucina è cresciuta, se sei sorella di una persona famosa, ti chiamano la sorella di. Cioè il tuo nome non importa, sei la sorella di. E quindi ho ragione per credere che Lucina dagli altri fosse chiamata la sorella di Giulia, la piccola Giulia, la non è strano, sua madre Maria la chiamavano Agnesina. Il problema è che Lucina è andiamo avanti. Lucina è nipote di Girolamo, che sta dall'altra parte rispetto a Luigi. Per questo il logo della nostra associazione è un cuore che unisce i due bracci dello scaglione. E il fatto che erano su due rami diversi probabilmente è il motivo per cui non si sono mai visti fino alla fatidica sera del 26 febbraio 1511. Allora, è una sera strana, è un mercoledì di carnevale e le due fazioni in città sembra proprio che stiano per saltarsi al collo in una carneficina. Allora il luogotenente veneziano decide di prendere in mano la situazione, convoca su in castello tutti i capi delle due fazioni e li costringe a fare la pace, a darsi la mano. E loro si danno la mano, fanno la pace. Oh, perfetto. Tutti rilassati, scendono dal castello e vanno a una festa che sta dando la mamma di Lucina a casa sua, una festa di carnevale. Lucina è lì alla festa, canta accompagnata dal clavicembalo. Girolamo invece non è in città. Ecco, fin qui i dati certi su questa serata. Questo lo scrivono chiaro e tondo. Da qui in poi, ipotesi. L'ipotesi, ve l'ho detto, no? È che Luigi abbia scritto Giulietta e Romeo pensando a lui e a Lucina. Un'ipotesi rafforzata da un sacco di indizi che stiamo elencando, e un altro di questi indizi è che nella storia di Mariotto e Ganozza appunto non vediamo come si innamorano Mariotto e Ganozza. È Luigi che decide che Giulietta e Romeo si incontrano a una festa di carnevale. Non una qualunque festa in maschera come in Shakespeare, che l'ambienta a luglio, proprio una festa di carnevale, come questa. Un altro indizio, Luigi scrive che questa festa è avvenuta in un momento di tregua tra le famiglie Montechi e Capuletti, e anche a Udine quella sera stessa c'era stata la tregua imposta dal luogotenente. Un altro indizio, Luigi scrive che a questa festa qua c'è un tale Marcuccio Guercio. Marcuccio, che poi in Shakespeare diventerà Mercutio, e che noi tradurremo in Mercuzio, però l'origine era Marcuccio Guercio. E nella festa di Udine c'era il luogotenente veneziano, no? Sceso dal castello, e il luogotenente veneziano era Guercio, uno. E come rappresentante di San Marco, i veneziani erano chiamati marcheschi,
aveva anche un motivo per essere soprannominato Marcuccio. Marcuccio Guercio. È un modo per dire, Lucina, ti ricordi, a quella festa c'era il nuovo tenente veneziano. Quindi 3 indizi che fanno assomigliare questa festa a Udine con quella di Giulietta Romeo. Allora mettiamo Luigi nei panni di Romeo e vediamo cosa succede, come la racconta qui. Noterete che anche se Luigi poteva scrivere una scena romantica, in realtà questa scena è quasi comica, piena di gaffe imbarazzanti. Motivo in più per credere che sia ispirata a qualcosa di vissuto. Quindi, allora, Luigi, in questo momento ha 25 anni e si autoinvita alla festa, approfittando che Girolamo non c'è, ed è in maschera. Per la precisione è vestito da ninfa. Da ninfa, cioè Romeo qua dentro ha un vestito femminile, di tutti i costumi possibili ha un vestito femminile. Cioè, pensate a fare un film fedele a questo, con Romeo vestito da donna. Ed è così bello che tutte le donne lo guardano in quell'auto. E Lucina lo vede e, colpo di fulmine, si innamora subito di lui. Però non ha il coraggio di andare a parlargli. Lo guarda da lontano, il tempo passa, Lucina ha dimenticato di dirvi, ha 18 anni, come la Giulietta di Luigi, mentre Shakespeare fa di 13 anni, vi ricordate? Qui Giulietta ha 18 anni. Quindi Lucina guarda Luigi da lontano, finisce la festa. C'è l'ultimo ballo, il ballo della torcia, in cui come funziona? Ci si tiene per mano un cerchio e chi ha la torcia va al centro del cerchio con qualcun altro. Lucina ha la sfiga di finire accanto al luogotenente veneziano, che ha la particolarità di avere le mani ghiacciate tutto l'anno, cattiva circolazione. Quindi Lucina è lì che soffre per questa mano ghiacciata che le sta ghiacciando la sua, e Luigi non partecipa neanche al ballo, è seduto laggiù in disparte. Però a un certo punto una ragazza, che è anche lei invaghita di Luigi, va a prenderlo, lo porta a trascina nel cerchio, ballano al centro, e poi Luigi dove va? Va a mettersi per caso accanto a Lucina, o finora non si è mai accorto di lei. Lucina, che se lo vede vicino, dice: che bello che sei venuto vicino a me, Luigi! E Luigi è sorpreso, che cosa? E Lucina, che ha tirato il sasso, nasconde subito la mano. No, diventa tutta rossa, no, voglio dire, che bello, nel senso che almeno tu mi scaldi la mano sinistra, mentre quell'altro mi ghiaccia la destra, e sarebbe finita lì. Sino che Luigi finalmente si è accorto di lei, di quanto è bella, e le parla subito con Don Giovanni. Se io ti scaldo la mano, tu con quegli occhi mi scaldi il cuore. Oh. E Lucina perde la testa, dice: oh Luigi, ti giuro che di questa festa sei la donna più bella, perché è vestito da ninfa, no? E Luigi, uomo o donna, sarà sempre servo della tua bellezza, e così si innamora anche lui. Dopodiché il giorno dopo scoppia il massacro tra le frazioni, altro che tregua. È la famosa Zobbia Grassa, la rivolta più grande del Rinascimento italiano. Su questa non mi soffermo perché tanto è un argomento conosciuto, basti dire che vincono gli Zamberlani, i Savognani, nel senso che non si fanno massacrare, ma in compenso ammazzano un sacco di nobili strumieri. Antonio, genio, fa dire: ci sono i tedeschi fuori dalla città, si stanno avvicinando, così ha la scusa per raccogliere i contadini armati fedeli a lui e li fa entrare in città, e così sopprimono gli strumieri, i nemici di Antonio, mentre il luogotenente grida ad Antonio: fermili, fermili, fermi, non posso farci niente, non mi ascoltano più. Però l'ha fatta troppo grossa e viene indagato da Venezia Antonio per questo massacro. Luigi è accusato dagli strumieri di complicità con Antonio. Dicono: no, erano gli uomini di Luigi che facevano finta di essere i tedeschi fuori da Udine. E Girolamo?
lui scrive a Venezia, ah, se ero io lì a Udine in quei giorni lì, Antonio lo ammazzavo io. Quindi, figuratevi in che situazione sono Luigi e Lucina. Cioè Luigi deve entrare a Udine per vedere Lucina e lì ci sono gli strumieri che vorrebbero ammazzarlo. E poi non può neanche entrare nella casa dei Savognan del Monte, di quella famiglia lì, perché Girolamo è anche lui. Quindi, qui c'è un altro elemento originale che aggiunge Luigi rispetto a Mariotto e Ganozza, le visite al balcone. Cosa c'è di più caratteristico di Giulietta Romeo delle visite al balcone? Luigi e Lucina, in questa situazione qua, probabilmente non avevano proprio altro modo di vedersi che alla finestra da lontano. Se c'è un'altra modifica significativa che fa Luigi rispetto a Mariotto e Ganozza, il frate è agostiniano e Luigi lo trasforma in francescano. Non gli costava nulla lasciarlo agostiniano. A Verona c'era perfino un convento agostiniano, Santa Eufemia, e invece Luigi lo trasforma in francescano e guarda caso, attaccato a Palazzo Savognan c'era un convento francescano. Ancora oggi c'è la chiesa di San Francesco. E quindi è motivo di credere che anche lì un frate francescano magari abbia dato una mano a Luigi e Lucina per vedersi di nascosto. E poi dopo le visite al balcone, la trama di Giulietta Romeo ricalca quella di Mariotto e Ganozza, il matrimonio segreto, eccetera, eccetera, quindi inutile cercare punti di contatto con la vita vera nella parte centrale del racconto. Luigi e Lucina in compenso hanno una vita piena di drammi. Prima la sabbia grassa, poi le difficoltà di vedersi, poi dopo un mese arriva uno dei terremoti più violenti della storia del Friuli, si crollano case perfino a Venezia. Pensate a vedere ogni volta altri morti. Poi arriva la peste, che a Udine arriverà a uccidere 100 persone al giorno. Un inferno. E i tedeschi saccheggiano le campagne. Infatti Luigi lo ricorda proprio all'inizio della novella, racconta che stava cavalcando da Gradisca, perché da Cividale l'hanno trasferito a Gradisca, e stava cavalcando da Gradisca a Udine per andare a trovare un suo amore, altro indizio. Ancora, ecco, ancora un altro, eccolo là, aveva un amore a Udine, come dice qua, e attraversava le campagne devastate dai tedeschi. Perché lo racconta? C'è un motivo. Perché a quest'epoca, quando scrivi un racconto, devi dire assolutamente dove l'hai sentito. Non puoi dire l'ho inventato io, assolutamente, deve sembrare vita vissuta. E per quello Luigi ha cercato proprio le famiglie reali di Verona, Montecchi e pensava Capelletti. E quindi dice che durante la cavalcata da Gradisca a Udine il suo arciere di Verona gli ha raccontato la storia di Giulietta Romeo. E qui arriviamo al motivo per cui ha scelto il nome Romeo. Perché cosa vuol dire Romeo? Cosa significa? I Romei erano i pellegrini che andavano a Roma. Ce n'erano migliaia che passavano per le città del nord Italia, quindi tutti sapevano cos'era un Romeo. E l'arciere che racconta a Luigi la storia di Romeo si chiama Pellegrino. C'è un cortocircuito qua, Pellegrino che racconta la storia di Romeo, che vuol dire pellegrino. È un modo contorto per dire quello che racconta la storia e il protagonista sono la stessa persona, in questo caso Luigi. È importante ricordare che qua Luigi questi riferimenti li mette in modo che non siano capiti da tutti, deve capirli solo Lucina. Quella è la difficoltà di questa ricerca. Abbiamo Luigi che ci rema contro, no? E poi dopo questi mesi tremendi la storia di Luigi e Lucina finisce con un tragico finale a giugno. Da notare anche la storia di Giulietta Romeo comincia a Carnevale e finisce a giugno. Shakespeare no. Shakespeare l'ha compatta in 5 giorni, per motivi scenici. Questa invece dura esattamente come tra Luigi e Lucina. Il 21 giugno un contingente di tedeschi sta saccheggiando dei villaggi friulani.
e gli piombano addosso i veneziani, tra cui c'è Luigi. Luigi ha una particolarità che avranno notato i suoi superiori, è che è impulsivo, si butta senza pensare. Abbiamo tanti casi che sappiamo di Luigi che si fa male da solo anche prima di entrare nell'esercito. E allora il comandante veneziano che gli vuole bene lo tiene in retrovia per proteggerlo da se stesso finché non matura, no? E però Luigi scalpita perché vuole fare carriera. E quindi in questa battaglia che avviene a Manzinello, vicino a Manzano, Luigi riesce a farsi ferire in un modo assurdo. Lui è tutto ricoperto di metallo, in armatura completa. E tutti i veneziani sono in armatura. I tedeschi no, i tedeschi erano leggeri per fare saccheggio. E i veneziani sono 600 e i tedeschi sono solo 400. Quindi immaginate, è una battaglia velocissima. I veneziani ammazzano tutti i tedeschi in pochi minuti e perdono solo 4 uomini i veneziani, tra cui Luigi. Luigi, l'ho detto, doveva stare in retrovia. Lui romanticamente si è buttato nella mischia. Ed è riuscito a farsi ferire da uno spadino che gli è entrato esattamente tra un pezzo di metallo e l'altro dell'armatura, gli ha trafitto il collo, magicamente non ha preso nessun centro vitale, però ha infilzato il midollo spinale. Un colpo velocissimo. Ta-ta! Luigi rimane paralizzato all'istante e cade a terra faccia in giù, per fortuna, se no soffocava nel suo stesso sangue. Pochi minuti e la battaglia è finita, lo cercano, lo trovano, lo tirano su, perde sangue dal collo, gli spalmano del sapone di piombo, un emostatico di quei tempi, e lo salvano, gli fermano il sangue, però lui è tutto contorto dagli spasmi del sistema nervoso. Allora lo prendono, lo portano a Udine, dove ci sono i morti di peste per le strade, e lo portano a Palazzo Savogliano. E lì gli spasmi continuano e Antonio decide di mandare Luigi a curare a Venezia. Con la disperazione, possiamo immaginare, di Lucina. Si saranno visti l'ultima volta? Vi ricordate Maria Paganozza? Non si vedono più dopo l'esilio. Mariotto va ad Alessandria, poi ci va Ganozza, ma lui torna, non si vedono più. E anche in Shakespeare, Romeo beve il veleno, muore e poi Giulietta si sveglia. E qua no, qua Romeo beve il veleno e Giulietta si sveglia. E lui è ancora vivo. E si parlano. E Romeo muore lentamente tra le braccia di Giulietta che piange. E se non è successo tra Luigi e Lucina, di sicuro lui l'ha desiderato. E con questa apoteosi, no, la battaglia e poi l'addio, proprio in puro stile hollywoodiano, finisce la prima parte del film e comincia la seconda parte, che è più breve, vi tengo ancora poco. E la seconda parte è quella che tocca a Bruxelles. Compare il quinto protagonista, uno che non abbiamo mai visto finora, Francesco Savognan. Oh, anche questo sì, giusto? Eccolo qua. Di lui, anche lui non abbiamo nessun ritratto, ce n'era uno, ma questo mi pare che era di un'altra persona, e quindi ce lo immaginiamo come era il suo carattere, un ragazzo buono, di 19 anni, non tanto ambizioso, però importantissimo. Lui è nipote di Antonio, ma non come Luigi da parte di madre, da parte di padre. Quindi lui è l'erede di tutte le facoltà di Antonio, di più. Lui è l'erede di tutto questo ramo della famiglia. E quindi lo tengono nella bambagia. Lui è suo fratello minore, che è uno già un po' più sgaio, però lui è il primogenito. Quindi cosa succede? Luigi va fuori gioco a giugno, e a settembre i tedeschi attaccano con tutte le loro forze. Antonio sa che non ce la può fare e fa una scelta inaudita. Molla Venezia e passa all'impero. Un Savognan scrive agli imperiali: mandatemi qualcuno per negoziare, e gli mandano il conte di Dodrone, un nome che a voi non dirà niente. Però vi ricordate Giulietta che viene costretta a sposare un altro? Lui lo chiama Conte di Rodrone. Quindi Conte di Rodrone. Quindi
il conte di Lodrone è vero, negozia con Antonio, Antonio passa l'impero e con l'aiuto di Antonio i tedeschi conquistano tutto il Friuli. Girolamo no, lui resiste nella sua fortezza di Eusoppo, rimane fedele a Venezia, i tedeschi lo cannoneggiano, non importa, lui rimane fedele e fa benissimo, perché non passa neanche un mese, i tedeschi vengono occupati altrove e lasciano Antonio da solo a difendere il Friuli per conto dell'imperatore. E Venezia, con appena 6.000 uomini, si riprende tutto il Friuli in un attimo. Antonio scappa a Villacco con i suoi uomini, con Francesco. Eccolo, scappa a Villacco, cerca di ottenere il perdono di Venezia, ma Venezia, no, un traditore, un Savognano traditore, no, guai, mettiamo una taglia sulla sua testa, 2000 ducati al primo che lo ammazza. E Antonio allora cerca di proteggere il suo nipote, il suo erede, lo mette nelle mani del suo uomo più fidato. Vi ricordate chi è l'uomo più fidato di Antonio? Montecchi. Montecchi prende Francesco e lo porta a Verona, poi a Milano e poi su a Bruxelles. Eccolo qua, alla corte dell'imperatore. E lì stanno 7 mesi. Infatti queste sono le memorie del fratello di Montecchi, e dice proprio dove stettero mesi 7 in Brasselle. Ecco. E qui Francesco passa 7 mesi appunto e diventa maggiorenne, compie 20 anni, giusto in tempo per ereditare. Perché Antonio a Villacco viene raggiunto dagli strumieri che lo aspettano fuori dal Duomo e lo ammazzano. Non solo, per vendetta danno il suo cervello e impastano il cane che passava. Fine di Antonio. L'imperatore ci riprova. Prepara un'altra grande armata, tentativo 2, la manda in Friuli con Francesco al seguito. Prossima? No, Eccolo là. alla foto di Antonio morto. Ok, torniamo indietro. Avevo fatto inizialmente una bella X, poi ho detto, ma forse è brutto poi. Ecco, allora Francesco arriva con l'armata tedesca di nuovo, la mega armata a seguito, perché se l'imperatore conquista il Friuli, le terre di Antonio le dà subito a Francesco. Ce la fa, così tanti uomini che conquistano quasi tutto il Friuli e Francesco con Montecchi rientrano in trionfo a Udine, tra le acclamazioni degli zambellani, chiaro. Girolamo no. Ah, un attimo. È buono qui, vedete che è buono? La consuetudine sarebbe di torturare i prigionieri per farsi dare soldi. Qui no, li fa liberare gratis. Però appunto Girolamo, anche questa volta resiste nella sua fortezza di Eusoppo. I tedeschi piazzano lì i cannoni e cominciano a bombardarli. Chiede a Venezia, mandate aiuti! E Venezia, resisti Girolamo! Mandate rinforzi, resisti! Antonio Girolamo si inventa di tutto, lo bombardano per 45 giorni finché le vibrazioni delle cannonate fanno staccare una tegola da un tetto che cade in testa al comandante tedesco e i tedeschi senza più risorse si ritirano e Venezia riprende il Friuli e Francesco deve di nuovo scappare con Montecchi, vanno a Verona con le pive nel sacco e quindi per Girolamo è una pioggia di onori e riconoscimenti. Venezia gli dà di tutto a un eroe, gli dà perfino le terre che erano di Antonio. Toma, intanto le gestisci tu. A Padova c'è perfino una statua di Girolamo, fatta nel 700 però, quindi non andava bene per il suo ritratto. Ok, allora cosa ho detto? Ti diamo le terre di Antonio, intanto le gestisci tu. Cosa come intanto? Perché non sono feudi, non appartengono allo Stato. Quelle terre di Antonio erano la proprietà privata di Antonio. E l'erede è Francesco. Traditore o no? Comunque Francesco. E Venezia è preoccupata, cioè questa guerra sta per finire, sono quasi 6 anni. E vuoi tu che Francesco, cittadino dell'impero, poi venga a dire quelle terre sono mie? Perché poi quando Antonio ha tradito, Francesco era minorenne, quindi è innocente. Venezia è preoccupata perché questa stessa guerra è cominciata per una questione di eredità e quindi Venezia vede sempre tre mosse avanti. Riportiamo Francesco tra i nostri, lo perdoniamo,
vuoi togliere le terre adesso a Girolamo? All'eroe Girolamo? Facciamo così, mettiamo questa condizione qua, che Francesco sposi una figlia di Girolamo e così le terre gli ritornano come fosse una dote e questo matrimonio mette pace tra i due rami della famiglia, Bella, ok. Peccato che Girolamo non è d'accordo. No, uno per la figlia non vuole darla a Francesco, 2 le terre assolutamente, ancora meno, vuole tenersele lui. E qui salta fuori Lucina. Chissà chi viene in mente di far sposare Lucina a Francesco. C'è è tutto un complotto tra donne qua. Nessuna nata savognana. La mamma di Lucina, la mamma di Francesco, la zia di Francesco, si scrivono, parlano con Venezia, si scopre che a Venezia va bene anche Lucina, va lì benissimo, e allora scrivono a Francesco a Verona, gli mandano un messaggero fidato dei savognani che si chiama Pietro da Gemona. L'ultimo inizio, Pietro era anche il nome del messaggero che scriveva i messaggi tra Romeo e Giulietta, quando Romeo era in esilio a Mantova. E mandano Pietro per convincere Francesco. Perché bisogna convincerlo? Perché c'è Montecchi che invece gli consiglia no, non c'è da fidarsi di Venezia, non c'è da fidarsi di Girolamo, poi a Udine ci sono gli strumenti che vogliono ammazzarti e l'imperatore invece ti vuole bene e io, Montecchi soprattutto, devo proteggerti, ma io non sono stato perdonato. E quindi Francesco ascolta mamma e scappa di nascosto da Verona e abbandona Montecchi. Pensate a quest'uomo, Montecchi, che ha dedicato la sua vita ad Antonio e a Francesco, come ci rimane. Francesco rientra a Venezia e sposa Lucina. Lieto fine? Non proprio, perché Girolamo è così importante che non gliele dà le terre, semplicemente non gliele dà. Lucina e Francesco passeranno 14 anni a Venezia tra cause, appelli, tutto contro un muro di gomma, perché Girolamo è troppo importante. E ci sono le minute anche del Consiglio di Venezia, ci sono i patrizi veneziani che si dicono no, c'è quel nipote di Antonio, neanche il nome, nipote di Antonio che infastidisce Girolamo Savogliano, finché Girolamo morirà, 14 anni dopo, e finalmente Francesco e Lucina potranno tornare a Udine. Un momento però, Lucina si è sposata e Luigi? Cioè, torniamo indietro al momento del matrimonio. Luigi ha recuperato mobilità, ormai riesce a camminare su una stampella e Lucina ha sposato un altro e Luigi, insomma, come se la prende? Non è pragmatico, è romantico e se la prende. E cosa fa? Scrive una novella che sostanzialmente, cosa dice questa novella? C'è una certa piccola Giulia che si innamora a una festa di un certo pellegrino e dopo 4 mesi lui è morente tra le braccia di lei. Però è il finale che è un messaggio, perché lei dopo si uccide, non sposa un altro. E nel caso non fosse chiaro, poi all'ultima pagina Luigi dice le donne di oggi non sono mica fedeli come erano una volta. Esagera anche, dice miseri quegli uomini che non possono sperare che le loro donne muoiano con loro. Possessivo, quale che sia, l'avrà scritto in un momento di rabbia, fatto sta che sicuramente qualche anno dopo lo ritira fuori, lo legge, gli piace, dice no, è una bella novella, la fa leggere a degli amici, piace anche agli amici, se la copiano a mano. Comincia a circolare manoscritta in varie copie finché Luigi, sì, stesso anno di Girolamo, c'era un'altra pestilenza che girava, muore a 44 anni e un editore si ritrova questa novella tra le mani e dice la pubblico, ci faccio qualche soldo, e così la pubblica con quel titolo orrendo che è un'idea dell'editore.
è una sorta di pubblicità, e qui si muoiono due amanti, ecco. Finché poi, altri 9 anni passano, un amico di Luigi, Pietro Bembo, vi ricordate Pietro Bembo, quello della grammatica, l'amante della mamma di Lucina, fa un'edizione con tutti i crismi, con un titolo serio, decente, La Giulietta, di Messer Luigi da Porto. Ecco, e Bembo toglie quell'ultima pagina di deliri sulle donne che si uccidono dopo l'uomo. Per concludere, Lucina e Francesco tornano finalmente a Udine con qualche proprietà tornata quella di Antonio, ma legati alle terre di Antonio ci sono i risarcimenti da pagare alle vittime della zobbia grassa, che Venezia non ha mai osato andare a chiedere a Girolamo, anche se possedeva le terre di Antonio. Quindi pensate, anche gli strumieri che hanno aspettato i risarcimenti per 14 anni, non hanno visto un soldo. Ora che quelle terre ce l'ha Francesco, migliaia di ducati li devono pagare loro. Ci metteranno anni a pagare migliaia di ducati. Per di più a Udine dovranno girare sempre con la scorta per proteggersi dagli strumieri. E infatti il loro figlio verrà assalito e ferito alla testa. Lucina morirà verso i 50 anni. E Francesco annoterà nel suo diario: piacque al Signor Dio di chiamare a sé l'anima di Madonna Lucina, mia carissima consorte. Ecco, io vi ho parlato di indizi, ma le vite di queste persone sono reali, la novella è reale, e questi sono i punti di contatto tra le loro vite e la novella. Per qualcuno non sono sufficienti, per altri sì, ma io penso che valga la pena di parlarne. Bravo. Allora, ok, c'è un libro da aggiornare, quindi sì, di Albino Comelli e Francesca Tesei, Giulietta Romeo, l'origine friulana del mito, che non so se si trova online però. E un giorno scriverò io. Insieme agli articoli che ho scritto, sì. Quello, sì, poi c'è un altro libro, Giulietta e Romeo, non mi ricordo poi come continua, di Alessandro Dosualdo. Quello è già un po' più recente, me l'ha fatto controllare anche a me prima di pubblicarlo, non ci sono le note purtroppo a piedi. E non sono completi come rispetto... No, mancano alcune cose che poi ho scoperto dopo. Poi c'è, vabbè, nota a margine, c'era il libro sulla sorella di Lucina, Giulia, con tutto il poema che è molto dedicato, in cui si immaginano Venere che è invidiosa di Minerva, no, Minerva è la tuttrice dell'Università di Padova. Venere è invidiosa, allora manda Giulia là perché tutti gli studenti si innamorino di Giulia, e così per dare un dispetto a Minerva. Poi ricorrono a Zeus e tutto quanto. E quindi ho pubblicato il libro su Giulia, e poi il libretto con la novella di Luigi da Porto. Questo è stato fatto in occasione di uno spettacolo teatrale, perché c'era proprio gente che ci chiedeva: ma la storia è vera, quella di Lucina Luigi? Abbiamo detto: guardi qua, abbiamo stampato apposta la novella di Luigi, Giulietta Romeo, e per di più l'italiano di Luigi è un po' ostico. Quindi in questo libretto abbiamo riordinato le frasi in modo che sia più veloce da leggere. In quanti siete? In quanti siete? Nell'associazione 14. È tutto meraviglioso Voglio però. tagliare- Anche per riscoprire tutte queste cose qua man mano, e ci sarà anche tutta altra roba da scoprire. Ho tagliato tantissimo. Per esempio, cos'era? Una cosa che mi sarebbe piaciuto dire. Devo segnare
segnarmelo, lo segnare proprio. Come arriva Shakespeare alla sua versione? Appunto questa qua l'ha scritta Matteo Bandello, all'allungata, all'impostrita. Ha cambiato alcune cose, tipo qui appunto vi ho detto che lui, Romeo, non si accorge di Giulietta che lo guarda alla festa. Invece Bandello decide, subito incontrano gli sguardi e non si parlano per tutta la festa, allora casca tutto quanto. Un'altra cosa bruttissima di Bandello, ecco di cosa volevo parlare. Allora, il balcone. Quello costruito negli anni 30. No, quello è un altro, proprio il balcone qua. Luigi scrive che Romeo va a guardare la finestra di Giulietta, poi si arrampica su, la sente parlare alla finestra, poi un giorno Giulietta apre la finestra e si ritrovano lì. E parla di balcone. Bandello decide di no. Bandello decide che Giulietta ha una finestra inferriata, Romeo non c'è modo che possa entrare e quindi fanno l'amore in un giardino. E poi Shakespeare toglie l'inferriata ma cosa fa? Scrive window. Questo non lo immaginate magari. Shakespeare scrive sempre window, non parla mai di balcone. Il bello è che nella lingua inglese non esisteva la parola balcone. Loro architettonicamente nel fine 500 non avevano idea di cosa fosse un balcone. C'erano gli inglesi che andavano in Italia, cos'è quella roba? Un pezzo di stanza che esce fuori dal muro. Questi cattolici sono dei maiali, perché guarda, vedi tutto dentro la stanza. Così pensavano gli inglesi. Verso il 1612 è comparsa nel dizionario in inglese la parola balcony. E comunque Shakespeare si scriveva window perché? Perché le sue scenografie erano minimali. Mettevano Giulietta in alto e facevano finta che quella era la finestra. Facile. Poi nel Settecento hanno cominciato a fare le scenografie sempre più realistiche. E lì si sono resi conto che Giulietta, dietro una finestra con davanti Romeo, non si vede un cavolo. E quindi hanno detto, come facciamo? Ci vorrebbe quella cosa, come si chiama? Balcone. Ottima idea, moderna. Ecco, e da allora hanno fatto Giulietta e Romeo con un balcone, senza sapere che Luigi l'aveva già scritto in origine. Ma è possibile localizzare i vari posti esattamente a Udine? L'hanno fatto come fanno, no? C'è in via Savorniana, c'è il perimetro del palazzo Savorniano. Esatto, allora, il nipote di Lucina, che si chiamava Tristano, era una testa calda. Tra l'altro, sì, poi vi ho detto, hanno ferito alla testa il figlio di Lucina e questo Tristano ha ripreso insomma le lotte con gli strumieri finché è andato a Venezia e li ha ammazzati a Venezia. Venezia ha detto no, basta, a Udine va anche bene, ma a Venezia no, e ha demolito Palazzo Savorniano. Quindi il palazzo dove hanno fatto il ballo non esiste più, hanno demolito fino alle fondamenta, hanno ordinato che nessuno costruisse più in quel terreno, poi nei secoli è diventato un parcheggio per gli autobus, e poi negli anni 80 c'erano i mondiali d'Italia 90 e hanno cominciato a scavare e hanno trovato le fondamenta del palazzo. E quindi la soprintendenza ha detto, fammi un attimo, dateci 2 settimane per vedere cosa c'è. Hanno trovato varie vasellame buttate in un pozzo e hanno segnato le mura, dopodiché hanno scavato, hanno tirato via tutto e hanno fatto il parcheggio sotterraneo. E l'architetto Gino Valle ha detto, disegno la piazza con disegnato nel selciato in pietra l'andamento delle mura che hanno trovato. Così quantomeno uno entra lì in Piazza Venerio e vede gli spazi che aveva questo palazzo. In piazza come? Piazza Venerio, che è comunque abbastanza brutta, perché sono tutti palazzi moderni. La chiesa francescana. C'è giusto la chiesa di San Francesco che è ancora in piedi, l'unico Che rimasuglio non è più in chiesa. È che è stata sconsacrata. Esatto. Quindi a Udine il posto è quello, ci sono le tracce del palazzo, hanno messo il comune di Udine la panchina dell'amore, che è questo progetto, un percorso
che consiste nel mettere panchine a forma di cuore in vari comuni del Friuli, da Villacco ma fino al Veneto, specialmente nei posti che hanno coinvolti da questa storia, ma anche in altri. Panchina, traccia del palazzo, e per di più ha messo dei pannelli che spiegano, più o meno riassumono questa storia qua. Fanno vedere le pagine della novella, insomma, per far capire. C'è un turismo inglese? Allora, io però tanti anni fa, 3 anni fa credo, sono andato al punto turismo di Udine, avevo chiesto, mi chiedono mai di Romeo e Giulietta mai. Ma ho fatto un sondaggio, è uno dei miei articoli, fare un sondaggio, perché io ho notato che i giornali, gli assessori, tutti parlano di questa storia dicendo Luigi Lucina che hanno ispirato Shakespeare. Luigi Lucina che hanno ispirato Shakespeare. Luigi Lucina che hanno ispirato Shakespeare. Abbiamo cominciato a pensare, scusa, ma la gente cosa capisce? Ho fatto un sondaggio, ho chiesto, sapete chi ha inventato Giulietta Romeo? 75% Shakespeare. Quindi a questa gente che gli dice ha ispirato Shakespeare, la gente capisce. Luigi e Lucina hanno avuto una storia, Shakespeare l'ha saputo, e Shakespeare che si inventa le storie l'ha trasformata in Giulietta Romeo. E conseguenza di questo, ho scoperto con un sondaggio, la gente pensa che questa storia sia una boiata. Perché una comunicazione dovrebbe dire sempre, come ho detto io all'inizio di oggi, Shakespeare non inventava le storie, ha preso Giulietta Romeo tale quale l'ha scritto Luigi. Quando cominci con questa informazione, la gente dice, gli si apre la testa e dice, ah, ma allora è come Shakespeare in Love, ha preso pezzi della sua storia d'amore e si è ispirato se stesso per scrivere Giulietta Romeo. Quindi il motivo per cui turisticamente non risuona ancora è che viene pubblicata male dai giornalisti. Quando scrivono i giornalisti queste cose, io mi scrivo sempre il giornale, scusate, ditelo che ha scritto Giulietta Romeo Luigi. Ma in Italia sa queste cose o no? No. Chi si interessa un po' di più, alla fine scopre era il 7% della gente a cui l'ho chiesto sapeva che era Luigi Reporto, il 7%. Con tutti i giornali. Ma a livello accademico questa cosa, come, cioè nel senso, non so quale sia poi il ramo specifico, se lettere o filologia o cose di questo tipo, quanto è riconosciuta come cosa? C'è chi lavora su Shakespeare che fa appunto dottorati, assegni di ricerca, cose di questo tipo? Allora, ho letto tesi che parlano di questa cosa come un dato assolato, Okay. che non è vero neanche quello, sono un'ipotesi. Mentre, però sempre fuori Udine, l'Università di Udine snobba completamente il discorso. Perché è un'ipotesi, pensano che non valga la pena, e poi insomma, sinceramente, se ci vuole molto tempo per andare negli archivi. Che motivazione ha avuto di questa ricerca? Come? Sì, la sua motivazione. Perché sono ingegnere, ho iniziato a leggere cose che non mi tornavano. Perché il libro, appunto, il primo che ho detto di Comelli Tesei dice, allora è scritto da 2 persone, Tesei che è una storica, che lavora per i musei di Udine, e Albino Comelli che è uno psicologo. A metà del libro capisci che le mano è passata da una persona all'altra. Prima è pieno di note, spiegazioni sui Savognani, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto saltano fuori e dice Lucina è nata a Brazzacco, di sotto, e Antonio a Brazzacco di sopra, nessuna nota, e non è assolutamente falso, perché poi leggi che Brazzacco insomma apparteneva agli Stobieri. Ho una domanda, c'è un coinvolgimento, c'è un tentativo di coinvolgimento della famiglia Savognani, quando menzionato Brazzacco di sopra, dove ci sono le rovine del castello? Ah, di Brazzacco, allora. Perché so che la famiglia è comunque, insomma, è molto attenta agli aspetti storici della sua... Esatto, allora, il punto è che questa di Lucina e Luigi, da quello che ho capito, era una storia che si raccontavano da bambini, dei Savognani di Brazzacco. E quindi, diciamo, l'hanno interiorizzata, dicendo appunto Lucina era Brazzacco superiore e Luigi è Brazzacco inferiore.
ma appunto i Brazza, immaginatevi, adesso non posso più disegnare, però 1300, 1200, 300 i Brazza si staccano dai Savognani, poi proseguono paralleli, i Brazza e Cerneo sono strumieri, i Savognani sono invece questi qua, i due rami, eccetera. Nel Settecento si estingue un ramo savognano e loro fanno carte false per appropriarsi dell'eredità, dicendo che discendono e che hanno diritto. Quindi diciamo, un fondamento è questa bugia del Settecento, dei Savognani di Brazza, che è il momento in cui hanno, da Cerneo e Brazza, hanno assunto il nome Savognano per questa cosa di eredità. E poi, siccome appunto era una cosa che hanno interiorizzato, hanno invitato il professore inglese, Cecil Clough. Quindi hanno parlato con lui, che bello che hai scoperto questa cosa, anche se appunto quello è stato il loro merito, diciamo, coinvolgere un po' di più Clough, che aveva presentato la sua teoria a Vicenza. Quindi così Clough è venuto a Udine, ha fatto un po' di notizia, questo è il merito dei Brazza, di aver coinvolto un po' di più Clough. Ma nell'università come si insegna Shakespeare? Cosa si è appunto? No, lì raccontano che Shakespeare ha preso il Romeo da Brooke, da Arthur Brooke. E addirittura, ricordate, sempre Shakespeare in Love, c'è l'attore che fa Shakespeare che è Joseph Fiennes. L'ho visto in un documentario che spiegava che Shakespeare ha preso Romeo e Giulietta da Arthur Brooke e quindi faceva vedere una scena di Romeo e Giulietta come raccontata in Arthur Brooke, che è la storia delle mani ghiacciate. Quindi il colpevole, diciamo, che ha diffuso l'idea che Shakespeare aveva inventato Giulietta e Romeo, poi nel documentario ha detto veramente, ecco qua, Shakespeare l'ha presa da Arthur Brooke. La letteratura spagnola ho guardato a dei posti e infatti parla della idea di base del Luigi Porto nel 1531. Sì, la data della prima stampa. Linea con la comunicazione. Sì. Ma anche su Wikipedia, poi vado a correggere le cose su Wikipedia, ci sono quelli di Montecchio Maggiore che scrivono Luigi ha visto dalla sua finestra i castelli di Montecchio Maggiore. E io cancello, dico, non è assolutamente fondata questa cosa, c'era di Montecchio a Udine. Così su Wikipedia si dice, insomma, come ho detto, nell'enciclopedia, anche quelle vecchie c'è scritto. Il problema è la scuola, che non accettano neanche questa cosa, quindi uno passa tutte le scuole superiori ed esce che è ancora convinto che Shakespeare inventasse le sue storie. Peccato. Bisogna non a 7 ci spostiamo per Sì. qualcosa. Sì,